dopo tanto che non registro, sarà una settimana, no? No, però quasi. Sono ferma, sono parcheggiata. Appuntatevi questa cosa, oggi ho messo l'aria fredda in macchina perché c'è caldo fuori, ma non so quanti gradi, io adesso ho già staccato tutto. 16 gradi al sole, sempre al sole. Comunque questa macchina suona sempre praticamente e sono arrivata a casa. Aria fresca, poi c'è sempre l'aria, c'è ventilato oggi, strano, non è mai ventilato qui. No, ma c'è sempre sta aria maledetta sotto, quindi sarebbe caldo. In realtà non è che puoi stare tanto spogliato perché comunque c'è fresco sotto, freddo, fresco più che freddo. Vabbè, niente, adesso vado a mangiare. Cosa faccio adesso? Non lo scoprirete mai. Il letto. Il letto. Oh, devo ancora sistemare queste. Devo ancora sistemarle. Devo metterle testa in giù. E solo che si stanno già rovinando perché non mi sono ricordata in questi giorni. Ieri ho fatto varie sistemazioni di casa. Ho buttato roba. Tutto un lavoro ieri. Praticamente fino a sera non mi sono più fermata. Cioè, veramente ho fatto di tutto. E niente, mi sono persa le rose però per strada. Ho sistemato anche la mia parte d'armadio che era un disastro, cioè buttavo la roba lì. Ho sistemato l'armadio, ho messo via tutta la biancheria che avevo già piegato, e 2 lavatrici. Ho fatto tanta roba ieri, tanta. Ho messo in ordine tutte le bollette perché le avevo accumulate lì dall'anno scorso. Non le avevo più sistemate nel raccoglitore e quindi ho fatto anche quel lavoro lì. Poi c'erano in mezzo anche carte mie, cioè un disastro. Boh, dai, oddio, devo fare il letto, ce la posso fare? Oh. Comunque dopo uscirò perché c'è un caldo fuori, parte il vento, ma ve lo ripeto, c'è veramente caldo oggi che è il 18, ecco, oggi è il 18 di febbraio e si sta benissimo. Però dovrebbe esserci un calo termico prossimamente, forse anche già domani. Sì, quindi tornano le temperature un po' più invernali, ecco, perché ve lo dico sempre, è un po' troppo caldo per la stagione. Oh, la mia pasta, ha suonato il microonde. Il microonde! Quindi la mia pasta è calda, però prima faccio il letto. Che luce! Non c'è praticamente luce. Sono tornata a casa e sono quasi le 6 di sera. Oddio, rovescio tutto. Qui ho del cibo pronto. Oh. No, Pepe, non andare fuori. Secondo voi mi ascolta? Non mi ascolta. Infatti ha già aperto la porta. Allora, qui ho un po' di casino. Che non è casino in realtà, vabbè. Casino è ben altro, ma insomma, per come sono ordinata io, per me è casino. Pepe, dentro, subito. Pepe, dentro, subito. Perché si vede sfocato? Ecco, ho acceso il fuoco adesso. Qua è chiuso, non so dove pretendo di andare. Questa è la situation del cielo. Veramente sono stata di fuori finché non è tramontato il sole e wow, si stava benissimo oggi. Pepe, io puzzo di altri gatti, quindi Pepe controlla. CSI. Ciao. Come stai, micetto? Ehi, ciao. Perché non ti metti a fuoco? C'è troppa poca luce. Ciao. Non mi toccare. Mammina, mi stai sporcando il pelo. Pepe davanti. Lui deve essere sempre presente. Vero? Panna, dimmi. Ha fame. Allora, prima di fare la doccia volevo raccontarvi una cosa nel bagno che non c'entra niente col bagno. Vabbè, ieri ho sistemato il tubo qui del... come si chiama? Il doccino, là, il tubo, quello flessibile là, insomma, quello là.
ho sistemato, perché dove si attacca, cioè, perdeva un casino di acqua dove praticamente il tubo si attacca al rubinetto, ecco lì. Cioè ogni volta che ci si lavava si consumava un casino d'acqua. Quindi ero sistemato finalmente quel coso, perché ci ho messo una guarnizione. Perché c'era una plastica dentro, ma quella non era una guarnizione, era plastica rigida. E adesso ho messo una guarnizione, quelle apposta, insomma. Oggi mi sono messa lo smalto trasparente stamattina. L'avevo già messo l'altra mattina, però poi quello strato lì si era consumato, quindi adesso ho rimesso il trasparente. Ho le unghie semplicemente naturali, le ho limate ieri sera. Sto cercando di mantenerle a forma quadrata, squadrata, però si rompono sempre sui lati, praticamente qua. Si spezzano sempre, ad esempio questa si è spezzata. Non si vede, però si è spezzata. Questa ancora no. Questa si è spezzata proprio qua. Non è facile. Adesso questo smalto è quello rinforzante, vediamo se è perché non mangio tanto bene. D'estate mangio molto meglio, d'inverno mi è difficile mangiare bene e lo noto subito dalle unghie. Adesso è giunta l'ora di farmi la doccia. Dovrei lavare anche i capelli stasera perché sono sporchi. Forse a voi sembreranno puliti. No, sono sporchissimi. Sono praticamente unti. Però profumano ancora, perché le lunghezze profumano, che è una meraviglia, però le radici, mamma mia, c'hanno una puzza, non posso stare io così. Ci riaggiorniamo domani, per me, per voi sarà subito, insomma, per me domani, non so se mettere uno smalto colorato. Non mi piacciono tanto le unghie naturali, detto sinceramente. Però dovrei sistemare il giro cuticole. Cioè ogni vlog vi dico dovrei sistemare il giro cuticole, oppure ho sistemato il giro cuticole. Ci riaggiorniamo domani. Ciao. Pepe ha freddo. Guardate cosa fa. Lui quando ha freddo va nella maglia. Però se si accorge che io lo guardo, infatti non fa più niente. Fa finta di pommi adesso. Vabbè, quando ha freddo va nella maglia. Quindi tra il cuscino e la maglia. Ciao. Puzzi, lavati. Ma ciao, ciao, oggi è il 19, non so perché parlo a bassa voce. Oggi è il 19, sto pranzando. Ah, se non vedete più Franz, non preoccupatevi, c'è. Non preoccupatevi, va tutto bene. No, siccome ho visto il video di Nicole, del nuovo single strano. Ecco, se non vedete Franz, non preoccupatevi, ecco. Questo volevo dire. Per il resto, io adesso volevo, a parte mangiare, fare il letto, volevo andare via, devo andare a pagare le bollette, fare il letto, pagare le bollette, no, andare via, pagare le bollette e volevo fare una mini spesa alla EO, quindi a Thai. E poi volevo andare su dai miei. Siccome è relativamente presto oggi, è l'1:30, vorrei proprio approfittare del brutto tempo, perché fuori è tutto nuvoloso, e andare a fare queste cose, insomma, che quando c'è il sole mi scoccia andare a fare. Voilà, spesa fatta! Spesa fatta, 15:40, io volevo essere a casa al massimo alle 3:30. Quindi arriverò a casa più o meno alle 4 e qualcosa. Sembro una pazza. Che capelli! Sembro una pazza oggi. Sono tutti così perché li ho lavati ieri sera. Li ho tenuti con l'asciugamano per un po', poi l'ho tolto, però è rimasta la piega dei capelli tirati su con l'asciugamano. E vabbè, c'ho una ricrescita che fa paura, infatti devo andare a comprarmi la tinta, ma lunedì prossimo io avrò il dentista di nuovo e quindi c'ho 1 centimetro di ricrescita, sì, perché è un mesetto che non la faccio, un mese che non faccio la tinta, sì, e si vede la ricrescita. Adesso mi attendono 2, 3 semafori. Oh, credo di sì. Mi pare 3 semafori. Uno è il solito che c'è qui a valle di Cadore e poi ce ne sono altri 2 perché ci sono lavori in corso. E ce ne sono altri 2. Sono lavori in corso tra Valle e Venas, ci sono 2 semafori addirittura. E uno è un tratto bello lungo. Perché prima, guardate quante macchine.
Prima non ce n'erano, c'ero solo io. Va bene, ci sentiamo, ci riaggiorniamo più tardi, perché veramente mi aspetta un ritorno noioso adesso. Tacco la musica e via. Ciao, sto pulendo il gas. Una meraviglia. Pulendo per modo di dire, perché qua è un disastro. È sera, se non l'avete capito è sera. E sono le 9 e quasi un quarto. Io adesso, finito di sistemare la cucina, vado a lavare i denti, a lavarmi me e a cambiarmi finalmente, che non vedo l'ora. Ho appena guardato il video di Chiara Facchetti, quello sulla sua routine, diciamo. Era la night routine o la morning routine, che si sveglia presto, ha ripreso a svegliarsi alle 5 di mattina. E devo dirvi, anche io ho ripreso a svegliarmi presto e la vita cambia da così a così, cioè c'è una bella differenza, anche il corpo sta meglio, perché crei una sorta, una regolarità nella vita quotidiana, ti svegli a quell'ora, vai a letto a quell'ora, io alle 10 massimo sono a letto e veramente ho visto una differenza facendo questa cosa, ormai è circa un mese che faccio questa cosa qui, ecco, e ho visto la differenza. È un po' tardi, È un po' tardi, adesso chiudo il forno perché ho anche steso la biancheria. Situazione lavanderia come sempre. E adesso chiudo il forno, fuori c'è un vento allucinante. Pomeriggio, dopo che sono tornata dalla spesa, ha fatto una bufera di neve, vento fortissimo. Non ha imbiancato, non c'è neve, però ha fatto bufera. Sono stati dei minuti veramente molto intensi di maltempo e poi sparito tutto. Adesso devo dare la pappa anche ai gatti. E niente, io vi saluto. Niente, mi sono fatta vedere perché sennò non vlogo mai, però comunque adesso vi saluto e finisco di fare le mie cose, vado a lavarmi, mi cambio e alle 10 devo essere a letto. Sì, alle 10 perché altrimenti non mi alzo domani. Sì.